Oggi prepareremo una ricetta molto antica ma poco conosciuta, ovvero le cassatelle di ceci di Partinico. Il 19 marzo a Partinico si festeggia San Giuseppe, con le tradizionali cassatelle di ceci. Prepariamo dunque insieme questi dolci fritti ripieni di crema di ceci, miele e cioccolato. Allora, come prima cosa ci occorreranno i ceci, che dovranno essere ammollati il giorno prima, perché dovranno restare in ammollo per almeno 12 ore. Poi li trasferiamo all'interno di una pentola, li copriamo con abbondante acqua non salata e li lasciamo cuocere con fiamma leggera per circa 2 ore. E nel frattempo noi ci occupiamo dell'impasto, quindi in una ciotola inseriamo 500 g di farina di grano duro insieme a 300 g di farina 00. Aggiungo poi 80 g di zucchero e miscelo questi ingredienti. A questo punto inseriamo 220 g di strutto e con le mani lavoriamo il tutto. Dobbiamo ottenere un composto dalla consistenza sabbiosa. Quando lo strutto si sarà completamente incorporato alla farina possiamo inserire i liquidi. Quindi aggiungo un cucchiaio di estratto di vaniglia insieme a 120 ml di vino bianco e per ultimo inserisco 90 ml di acqua. E termino di impastare. Questa volta dobbiamo ottenere un panetto dalla consistenza liscia e compatta. Una volta ottenuto un panetto liscio e compatto lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e lo lasciamo riposare a temperatura ambiente per circa un'ora. Una volta che i ceci saranno cotti li scoliamo e poi li passiamo con un passaverdure. Passati tutti lasciamo raffreddare il composto e poi inseriamo gli altri ingredienti. Iniziamo con la scorza di un'arancia, 8 g di cannella, 160 g di miele, 200 g di gocce di cioccolato fondente e 160 g di zuccata, che sarebbe zucca candita. E adesso non ci resta che mescolare il tutto. E adesso il nostro ripieno è pronto, quindi lo mettiamo da parte e riprendiamo il nostro impasto. Prendiamo un po' di impasto e lo stendiamo con uno spessore di circa 2-3 mm. Mettiamo ora un cucchiaio di farcia di ceci al centro e chiudiamo la pasta a portafoglio. Sigilliamo per bene i bordi, dopodiché con un coppapasta da 10 cm andiamo a tagliare le nostre cassatelle di ceci. Una volta preparate tutte siamo pronte per friggerle, quindi le friggiamo in abbondante olio di semi. L'olio dovrà raggiungere i 170 gradi. Una volta raggiunta la temperatura vi inseriamo le cassatelle e le facciamo friggere giusto qualche minuto, il tempo che raggiungano una giusta doratura. Mentre sono ancora calde le passiamo in un mix di zucchero e cannella. E adesso le nostre cassatelle di ceci di Partinico sono pronte per essere gustate. Pronto? E servito!